Quali saranno le iniziative che la Regione prossimamente, in vista anche del prossimo Natale, organizzerà in Sicilia? Sì, diciamo che la Regione Sicilia, assessorato al sport, turismo e spettacolo, di cui io mi onoro di farne parte, sta facendo una serie di iniziative in tutte le grandi città della Regione Sicilia. Agrigento, oltre alle luminarie, avrà anche delle attività di animazione nel centro storico e anche nella periferia. E noi siamo pronti, daremo un grosso contributo alla città di Agrigento per naturalmente affrontare il Natale e poi l'anno nuovo in felicità. L'iniziativa VTC Sicily continuerà? Sì, l'iniziativa continuerà e tra l'altro noi saremo protagonisti anche come Agrigento in giro per le fiere di tutto il mondo. Ma oltre a questo è un'iniziativa che è stata voluta dall'assessorato, in cui sta avendo, soprattutto per il settore privato, un grande riscontro. Ci saranno novità per la DMO che avete presentato qui ad Agrigento con l'assessore Messina? Sì, ci saranno delle novità. Entro fine anno la DMO di Agrigento presenterà un progetto di promozione turistica di alto livello, dove naturalmente andrà su tutte le reti nazionali. Già in questi giorni abbiamo avuto Rai 1 ad Agrigento con Linea Verde Life, hanno finito di registrare proprio in questi giorni, sarà presente il 13 o il 14 novembre su Rai 1 e già sarà un momento di grande promozione per la nostra città. Fratelli d'Italia come si inserisce nel dibattito futuro politico relativamente a una candidatura dell'onorevole Musumeci, che stiamo vedendo anche una spaccatura all'interno della Lega? Insomma, Musumeci si è fatto già avanti con un suo marchio e con una candidatura ufficiale. Quale sarà la vostra posizione? Fratelli d'Italia in questo momento fa parte di questa maggioranza e siamo leali fino all'ultimo giorno. Naturalmente si sederanno i nostri coordinatori regionali assieme ai coordinatori degli altri partiti del centrodestra e penso che troveranno la quadra su se dare il secondo mandato a Musumeci o se fare un altro presidente, proporre un altro presidente siciliani. Ma questo naturalmente si vedrà strada facendo. Io penso che influirà molto febbraio, soprattutto con il nuovo Presidente della Repubblica, con la nomina del nuovo Presidente della Repubblica. Un partito che cresce anche in tutta la provincia, recentemente la nomina di Rino Lattuga come responsabile del settore pesca. Sì, Rino Lattuga è uno dei nostri ultimi, se così si può dire, acquisti, è una persona di grande qualità, di grande professionalità, un imprenditore, una persona che veramente ci fa la politica non per avere un ritorno economico, ma veramente per dare un contributo al nostro territorio. Fratelli d'Italia, io che rappresento il commissario provinciale, sono molto contento di quello che delle ultime elezioni che ci sono state in provincia di Agrigento. Abbiamo preso consiglieri ovunque, abbiamo preso una media dell'8-9%, è un partito che cresce, che va avanti e che naturalmente ha un obiettivo, quello di governare sia a livello nazionale e anche a livello regionale.